Benvenuti, oggi è mercoledì 26 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:36. La luna si leva alle 18:51 e cala alle 4:10. Oggi si celebra Sant'Alessandro di Bergamo. Il nome Alessandro ha origine latina e significa abbondante. Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane. Nata nel 2004 negli Stati Uniti, la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo. Un amore per quello degli amici a quattro zampe che non fa eccezione nemmeno in Italia, dove secondo gli ultimi dati sono oltre 14 milioni i cani domestici. Sempre più italiani infatti scelgono di avere un animale domestico e se ne prendono cura come se fosse un vero e proprio figlio, un membro della famiglia. Secondo uno studio pubblicato da Society and Animals, i proprietari di un cane hanno maggiori possibilità di ridere durante la giornata. Sì, perché i cani fanno bene alla salute. Chi ha un cane rischia in misura minore di soffrire di depressione e ha mediamente un'autostima migliore grazie proprio al rilascio di ossitocina e alla produzione di serotonina. Sono 46 le candeline per l'attore americano Macaulay Culkin. È conosciuto soprattutto come attore bambino per la sua interpretazione di Kevin McAllister nel film degli anni 90 Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Inoltre per molti anni della sua infanzia e adolescenza è stato amico di Michael Jackson. Festeggia 56 anni l'attrice americana Melissa McCarthy. Tra le comiche più apprezzate e carismatiche di Hollywood ha conquistato il pubblico mondiale con ruoli esilaranti in film come Le amiche della sposa, Cattivissimo me, Spy e per la sua interpretazione nella celebre serie TV Una mamma per amica. E infine oggi compie 54 anni Loredana Lecciso. È conosciuta principalmente per la sua relazione sentimentale con Albano, con il quale ha avuto 2 figli. Negli anni 2000, spinta dal clamore mediatico, è comparsa in numerose trasmissioni televisive. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Recita così il primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata il 26 agosto del 1789, 237 anni fa, dall'Assemblea Costituente in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa, ispirata proprio ai principi illuministi ed ideata su un modello della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Sapete perché nel deserto si verificano i miraggi? La sabbia arroventata scalda l'aria a diretto contatto con il suolo, facendola così diventare meno densa di quella superiore. Quindi la differenza di densità dell'aria produce il fenomeno della riflessione dei raggi solari, con conseguenti creazioni di immagini di laghetti che in realtà non esistono. Lo stesso effetto potreste averlo notato in autostrada. Le pozzanghere che si vedono sull'asfalto infatti sono dei veri e propri miraggi. Benvenuti a metà settimana. Scopriamo subito insieme come si allineano i pianeti in questo mercoledì di fine agosto, tra emozioni intense e pragmatismo. Ariete. La Luna vi chiede un briciolo di pazienza in più oggi. Evitate le risposte troppo istintive o taglienti, specialmente in famiglia o nei rapporti più stretti. Toro. Giornata super favorevole per i contatti, la comunicazione e le pubbliche relazioni. Se avete una richiesta da fare o un progetto da presentare, muovetevi oggi. Gemelli. Siete molto concentrati sul lato pratico ed economico della vita. È il momento ottimo per fare acquisti intelligenti o per rimettere in ordine il vostro budget. Cancro. Con la luna che entra nel vostro segno, le emozioni si fanno intense, magnetiche e bellissime. Sarete irresistibili. Seguite il cuore senza fare troppi calcoli. Leone. Il cielo vi consiglia di rallentare un po' il ritmo della giornata. Dedicate del tempo a riflettere sulle prossime mosse, senza la foga di dover agire per forza subito. Vergine. Sarete l'anima del vostro gruppo oggi. Le stelle favoriscono gli incontri con gli amici, il networking e i progetti di squadra. L'unione farà decisamente la forza. Bilancia, qualche piccola pressione sul lavoro o nella gestione quotidiana vi richiede la massima concentrazione. Non fatevi distrarre dalle chiacchiere e puntate dritti alla meta.
Scorpione. Splendida energia di rinnovamento nell'aria. Avete una grande voglia di esplorare nuovi luoghi o nuove idee. Un'intuizione improvvisa vi aprirà gli occhi in amore. Sagittario. È il momento ideale per lasciarsi alle spalle un vecchio bisticcio o un malinteso. Voltate pagina con coraggio e riscoprite il piacere della leggerezza estiva. Capricorno. Sarete al centro dell'attenzione nelle relazioni. Cercate di essere aperti all'ascolto e all'empatia e non arroccatevi troppo sulle vostre posizioni. Acquario. Giornata ideale per prendervi cura del vostro benessere psicofisico. Una buona alimentazione, un po' di movimento e tanto relax stasera faranno miracoli per l'umore. Pesci. Sarete incredibilmente ispirati, perfetti per vivere momenti di pura magia romantica. Che sia per tutti un mercoledì fantastico. Ci sentiamo domani con il prossimo appuntamento astrale. Un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Albino Luciani fu eletto al soglio pontificio il 26 agosto del 1978, 48 anni fa, in sole 4 votazioni e segnò fin da subito uno spartiacque nella storia della Chiesa. A partire dalla scelta del nome, inedito, Giovanni Paolo, invece di optare per quelli dei suoi predecessori. Le riforme annunciate da Papa Luciani non videro però la luce. Dopo 33 giorni di pontificato, infatti, morì stroncato da un infarto. Vi è stato raccontato un pettegolezzo o avete letto una notizia e ora vi sentite tentati di diffonderla? Vi spiego un detto che potrebbe esservi utile. To take within a grain of salt, letteralmente di prendere un granello di sale. Questo suggerisce che quando qualcuno ci racconta qualcosa dovremmo essere un po' scettici e prendere quella notizia con un po' di sospetto. Il matto del giorno è Guillaume Apollinaire, un poeta stravagante e provocatorio che si trovò coinvolto in uno dei casi di furto d'arte più celebri della storia. La Gioconda scomparve dal Louvre il 21 agosto del 1911 e inizialmente la Germania venne accusata del furto. Il rischio di una crisi diplomatica fu altissimo, tuttavia i sospetti si concentrarono su Apollinaire, che era noto per le sue stranezze e le sue connessioni con il mondo dell'arte antica. Venne così accusato di traffico illecito di statuette antiche e si scoprì che il suo ex segretario aveva rubato in effetti alcune statuette dal Louvre per conto di lui. Apollinaire fu così arrestato insieme a Pablo Picasso, anche egli coinvolto nel traffico di queste statuette. Durante il caos del processo entrambi si accusarono a vicenda, ma i giudici compresero che il furto della Gioconda non c'entrava con loro. Dopo 8 giorni di carcere, Apollinaire fu così scagionato. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. E se lo dice lei, Virginia Woolf, chi sono io per poter smentire le sue parole? Quindi leggete il giornale, leggete le notizie su internet e seguite sempre le nostre pagine social per tantissimi nuovi contenuti sempre aggiornati. Ci vediamo domani sempre su questi schermi. Una buona giornata dalla vostra Jaire.